La città di Sora ha ricordato a 16 anni dalla scomparsa il maresciallo capo Luca Polsinelli, giovane alpino sorano di 29 anni caduto il 5 maggio del 2006 in un vile attentato terroristico a Kabul in Afghanistan. La giornata di commemorazione organizzata dal Comune di Sora con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Sora, ha preso il via nell'Auditorium Cesare Baronio, dove, dopo i saluti delle tante autorità militari e civili presenti, alla presenza della famiglia di Luca Polsinelli si è svolta la premiazione della 13ª edizione del concorso Luca Polsinelli, un uomo, un alpino, una vita donata, rivolto agli studenti di tutti gli istituti scolastici della città di Sora. Hanno portato i saluti alla cerimonia per il comune di Sora la consigliera delegata all'istruzione Francesca Di Vito ed il vice sindaco Maria Paola Gemmiti. Luca Polsinelli, un uomo, un alpino, una vita donata. E questo è il tema che ci ha proposto la famiglia per questa edizione ed è stato molto bello portarlo alle scuole, portarlo a tutta la cittadinanza. Un uomo, un alpino, ma anche una persona capace di donare la propria vita per il proprio paese. È un momento in cui non c'è pace in tutto quanto il mondo. Ecco, un nostro concittadino ci ha dato un esempio grande, forte, che si può dare la vita per portare la pace, perché questo insomma era davvero la missione che portava questo nostro concittadino alpino nel paese dove purtroppo ha perso la vita. Gli elaborati in concorso sono stati valutati da una giuria di altissima qualità, composta dalla professoressa Diana Carnevale, dal professor Giuseppe Ruggeri, dal maestro Gabriele Fabrizi e dal presidente, il professor Lucio Meglio. Purtroppo stiamo vivendo, come sappiamo tutti, la crisi della guerra in Ucraina e i bambini hanno voluto in questi lavori, che sono veramente di alta qualità, affrontare il tema della pace sull'esempio di Luca Polsinelli. Noi speravamo che questa generazione, le nuove generazioni, non conoscessero la guerra in Europa, quella che abbiamo conosciuto noi nel passato con le guerre jugoslavie, quella dei nostri padri e nonni con la seconda guerra mondiale. Purtroppo anche loro stanno conoscendo la brutalità della guerra e nei loro lavori gridano la pace, vogliono la pace, e credo che con l'esempio di Luca e con questi lavori possiamo, almeno nel nostro piccolo, poter sperare che un domani finalmente la parola guerra possa essere cancellata dal dizionario della nostra lingua. Presente alla cerimonia anche il consigliere della Regione Lazio, Loreto Marcelli. Anniversario doloroso che oggi ha tanto senso, perché una missione di pace, chi muore per una missione di pace dedica tutta la sua vita per un valore tanto importante. Oggi lo sentiamo ancora più forte e rimane sempre nei nostri cuori. Per la sezione scuola primaria, ambito letterario, il primo premio è stato assegnato al lavoro Il Dono della classe quinta A della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo 2 Plesso Schito Vicenne con l'insegnante Sabrina Iafrate. Sempre per la sezione scuola primaria, ma nell'ambito grafico-pittorico, il primo premio e vincitore anche del premio della famiglia Polsinelli, il lavoro Note di Pace delle classi quinta A e quinta B della scuola primaria Achille Lauri, Istituto Comprensivo 3, con le insegnanti Ornella Facchini, Graziella Proietti, Manuela Cirelli ed Ottavia Taglioni. Per la scuola secondaria di primo grado, in ambito musicale, il primo premio è stato assegnato al lavoro Un cappello per la pace, ensemble orchestrale della scuola Rosati, Istituto Comprensivo Primo, insegnante Paola Dell'Unto. In ambito letterario invece il primo premio è andato ad ex aequo al lavoro Il nostro sole della classe prima B della scuola secondaria di primo grado Rosati dell'Istituto Comprensivo Primo con l'insegnante Valentina Vizzaccaro, e ad ex aequo ancora primo premio al lavoro La nuova compagna di classe dell'alunno Samuel Coletta della classe seconda C della scuola di primo grado dell'Istituto Comprensivo 2, insegnante Patrizia Ranaldi. Sempre per la scuola secondaria di primo grado, in ambito grafico-pittorico, il primo premio ad ex aequo al lavoro Una luce nel buio dell'alunna Angelica Sale della classe seconda A della scuola secondaria di primo grado Rosati, Istituto Comprensivo Primo, con l'insegnante Rosanna Conti. Ad ex aequo il primo premio anche al lavoro L'esempio di Luca delle classi prima A e prima B della scuola secondaria di primo grado Rosati, Istituto Comprensivo
comprensivo primo con l'insegnante Rosanna Conti. Al termine della cerimonia di premiazione, l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Sora ha donato al Comune 2 pannelli che saranno posizionati all'ingresso del Palazzetto dello Sport Luca Polsinelli. La commemorazione del 16° anniversario della scomparsa del caporal maggiore Luca Polsinelli si è poi spostata nel cimitero comunale, dove alla presenza del sindaco Luca Di Stefano sono stati resi gli onori militari in armi con la deposizione delle corone presso la tomba monumentale del giovane alpino Luca Polsinelli, ed a seguire nella cappella del cimitero è stata concelebrata da Don Ruggero Martini e da Don Angelo Moncelli la Santa Messa. Grazie a tutti coloro che oggi si sono impegnati per realizzare questa bellissima giornata che ha coinvolto le scuole, coinvolto i bambini, una giornata davvero emozionante. Quindi concludiamo con la deposizione della corona di fiori sulla lapide di Luca Polsinelli. Il Palazzetto dello Sport a Carnello, dove interverremo per ristabilire appunto all'ingresso il plexiglass del maresciallo Luca Polsinelli che oggi non c'è più, e io davvero ringrazio la famiglia, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti oggi, perché Luca Polsinelli ha perso la vita per tutti quanti noi e quindi sarà per sempre ricordato in questa città.